Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vorrei proseguire con le riflessioni legate appunto alla connessione, alla percezione che l'essere umano ha del creatore. Abbiamo parlato di recente di come crescere spiritualmente significhi e comporti il percepire dei momenti di lontananza dal creatore. Ma è anche detto, appunto, è anche necessario ed è estrapolato appunto dal Talmud, nell'Etica dei Padri, è stato detto così: contro la tua volontà sei nato, contro la tua volontà vivrai e contro la tua volontà morirai. Allora, dunque stavo dicendo appunto che è stato detto in questi termini, i termini che pongono l'essere umano di fronte a una volontà che non è la propria, altrimenti non verrebbe indicato contro la tua volontà. Cosa ci apre questa riflessione? La possibilità, appunto, l'idea, la percezione di una volontà che appartenga a un progetto del creatore nei nostri riguardi e una volontà nostra. Ed è dal momento che noi ci basiamo sulla percezione di quella che è la nostra volontà, è quella la misura in cui la nostra vita diventa appunto difficoltosa e ci dà questa sensazione di andare contro qualcosa, di non riuscire a seguire il giusto flusso che ci aspettiamo di poter vivere. Le difficoltà non sono solo di natura personale, egoica, ma sono anche di natura generazionale. Tant'è che appunto molte generazioni condividono delle difficoltà che possono essere per esempio legate a guerre, conflitti o momenti di difficoltà di natura economica, impostazioni sociali di un certo tipo, un certo credo, oppure certi modi di vivere, certe abitudini, consuetudini che sono retaggio appunto magari di condizioni di vita non semplici o comunque disagevoli anche per quanto riguarda l'espressione personale o la crescita personale ed anche spirituale. Dunque questa difficoltà che abbiamo prima nell'accettare con un certo dolore, con un certo grado di sofferenza, il dover vivere confinati all'interno di un corpo fisico che è soggetto a incidenti, problemi, difficoltà, pericoli, malanni, dolori, acciacchi e dunque che non ci permette di esprimerci con la stessa libertà o armonia che possiamo sperimentare se chiudendo gli occhi immaginiamo di poterci muovere oltre lo spazio, il tempo e i confini appunto della materia. È detto anche contro la tua volontà vivrai. Dunque ecco che si esprime il concetto di come è necessario imparare a dialogare e a entrare in contatto con questi regni superiori per poter allineare la nostra volontà a una volontà superiore, proprio per limitare la percezione dura e difficoltosa che ci perviene nella vita che andiamo a sperimentare e nel fatto appunto che si viva secondo un disegno a noi sconosciuto. In realtà la misura in cui noi riteniamo il disegno sconosciuto è la misura in cui noi non ascoltiamo tutte le cose che portiamo scritte dentro, ma ci conformiamo a un progetto o a uno stile di vita impersonale e soprattutto imposto per diciamo un bene sociale.
Secondo la Cabala è necessario invece che ciascuno metta al servizio del prossimo e dunque della collettività le proprie peculiarità. Non si parla dunque di conformarsi, ma di andare in corrispondenza, dunque non contro, ma confluire in un flusso che è quello della propria personalità, che è quello di quello che è proprio scritto dentro di noi. La personalità invece si sovrascrive sulla base dell'educazione che noi riceviamo e delle esperienze che non sono altro che la risposta a stimoli che ci provengono dall'esterno, stimoli che riceviamo anche dalle potenze astrali. Dunque il nostro lavoro qual è? Rimuovere queste sovrastrutture, rimuovere queste impalcature che appunto vengono create con l'educazione e con certi tipi di limitazione e di tipologia di instradamento che riceviamo e riandare dentro di noi alla scoperta di quello che è il progetto che il creatore ha per noi. Non solo, viene detto infine: contro la tua volontà morirai. In effetti abbiamo un istinto di sopravvivenza fortissimo che ci tiene legati a questa esistenza, a questo corpo, e è sotto gli occhi di tutti come nei momenti in cui siamo ammalati o nei momenti in cui veniamo messi alla prova dal punto di vista della salute, il primo pensiero, la prima spinta che riceviamo è proprio quella di guarire, di restare in vita e con timore affrontiamo poi il nostro percorso. Ecco che dunque è assolutamente il momento in cui ci arrendiamo al fatto di dover vivere questa esistenza, che combattiamo comunque per certi versi in ogni modo, ecco che poi alla fine, quando è il momento di andarcene, ecco, combattiamo anche quel momento. È dunque un modo molto interessante quello che viene detto nel Talmud, nell'Etica dei Padri, quello di porre l'accento o evidenziare la sofferenza che proviene all'individuo dall'opporsi costantemente, da cercare di imporre una propria volontà. Ricordiamoci che purtroppo non abbiamo sempre i mezzi per capire qual è il disegno divino e a volte dobbiamo assecondare il flusso dell'esistenza, ma non dimenticando comunque che dentro di noi, nel nostro subconscio, è già scritto tutto e che molte delle cose che ci accadono non sono altro che appunto il manifestarsi di quello che portiamo dentro. Cioè noi è vero che arriviamo a mani nude, ma arriviamo già con tutto scritto dentro, con quello che sarà appunto il manifestarsi del nostro destino. E dunque voglio chiudere con un'ultima piccola riflessione che è necessaria da genitore a genitore prendere in analisi e comprendere che a volte vogliamo, nel tentativo di fare del nostro meglio, suggerendo percorsi di studio oppure di vita addirittura ai nostri figli, non ci rendiamo conto che a volte magari discutiamo o cerchiamo di imporre la nostra visione a scapito di un destino che in realtà comunque si manifesterà a prescindere. Dunque cerchiamo invece di non solo cercare qual è la motivazione per cui siamo in questa esistenza, in questo corpo, in questo tempo, in questo spazio, ma incentiviamo i nostri figli a fare altrettanto, cioè andando in direzione di quelli che sono i talenti che manifestano, le loro preferenze e le loro capacità, piuttosto che imporre qualcosa per un'idea che può portarci il mondo che abbiamo intorno e le strutture appunto che conosciamo. È giusto sì consigliare i propri figli, ma dobbiamo essere sempre consapevoli che noi, loro, verremo sempre portati nel punto in cui dovremo essere. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando al prossimo video dove invece parleremo di altre cose di tipo più pratico. Grazie, alla prossima, dalla vostra Hildegarda.